Salute a tutti da Giovanni Dunchina e benvenuti a Sarnova de Saghida de Sardinia Post. Abbiamo questa nuova incontro di cultura e di arte sarda. Più sciola si da espantare per il mondo. Sas pedras che sono che sul mastro de San Sperate inventato hanno arrivare fino a Saccina. Dal 28 di aprile e po' 2 anni sas pedras hanno essere bidar da tutto canto schiando nel Italian Center e vado una mostra fatta dalla Fondazione Triennale di Milano. Dal 13 e sul mese di maggio sas sculture de sciola hanno essere in Padova, in Santo Andria, in Sue de Firenze. Un bello giro per l'Italia può fare conoscere fino a Sardegna. E stando sempre di incontro del Nova Arbonas, entriamo in incontro dei Triballius, a Keller de Villa Cidro, ad tornare a Berri in zile vago tempus. S'azienda, o si produce in isor vapores, che vidi in crisi da una bella scutte tempus, è stata reata in affitto dalla società Molton Way Limited, che ha promesso della comporare in giro di 2 anni. Poi ad tornare a Triballiare 271 intra sos 320 dipendenti, che vinse Saigom in domo in cassa integrazione. L'azienda ha dato vinza su un nome nuovo, New Sardinia Railway. E dai Villa Cidro calamo a Castello, può entrare in contro di politica, vedo che il Consiglio regionale ha fatto una legge per cercare di salvare i sossillerisi in si spiaggia di Suboetto, che sono stati osservati dalla giustizia. La legge votata dai consiglieri narra che vogliono barrare vinza a fine dell'anno, ma tocca a fare un piano per usare tutta canta si spiaggia, che solo a barrare per sempre. Come sa Comune di Castello, ad abbiere si la legge del suo consiglio potrà andare bene. E sempre in stando sul palazzo del suo consiglio regionale, i suoi onorevoli hanno deciso di mandare a Roma per fare il suo presidente della Repubblica della Sardegna a partire in 13, con Cappellacci, suo presidente della regione, Claudia Lombardo, che è stata presidente del suo consiglio regionale, e Giampaolo Diana, che è stato capo umano del suo gruppo del suo PD. E dalla politica passiamo a scontro di cronaca. La crisi dell'economia in terra nostra è steleza saberu, l'azienda nasina a serrare e le aziende perde il suo posto di tribaglio. Qualcuno non regge il suo pensamento ai occhi di come ha fatto in Maccumera e Carlo Cossu, Mastrellina di 54 anni e in Orottelli Gonario Pirodi di 47 anni che tenia un'azienda di Vraicos. Ambardu ostenia a Teppidos e fa che han pagos all'anzo e timiana di perdere tutto. Sa confessarci ti hanno che come tocca di finire e che la politica deve fare su dovere suo e cercare di azzuare le aziende con l'eser bonas invece di perdere tempo in brigar di vicinos. Sa capa per male se stata sabero non va più di perdere tempo. E stando sempre in contro delle leggi dei nari, sul sindacato CGL e CISL hanno abbozzato un'imposta dei finanziari fatta dalla giunta regionale. Una legge importante a sapere che decide di come spendere i nari che dirimoso. Poi sul sindacato stocca di ponere i nari da curre per alzare su tribaglio, dando esor franco subredotto a sas comune sposo scantierisi. Su presidente della provincia di Susulci, Storecchierchi, Ernie Dubichidu, vedo che ha scoperto che più di 850 milioni di euro non hanno essere dati a sas comune e sas province che si devono accontentare di pago nulla. E sempre stando in Castello, si s'abbriga sul campo che deve giocare su Castello de Bozza. Questo dei Arenas in quarto Sant'Elena è in mezzo di un'indagine della giustizia che pensa che i suoi triballi spolvati più sicuro non siano stati fatto in tresalezze. Su presidente di Castello Massimo Cellino, varese a suo sindaco del quarto Mauro Contini e a suo assessore a suo tribaglios pubblico Lelliu, è stato posto in prigione per un paio di tempus. E Cellino, come si è brigato vince con suo sindaco di Castello Massimo Zedda, e l'ha denunziato che secondo esso, su sindaco e tutto hanno dato cose che non andavano bene, che stiano andando in sariadio, del suo campo o è giocare primo su Castello e stanno a Reso Santelia. Secondo Zedda, Cellino ha cercato in 12 maniere di ottenere su campo da esa comune e senza scosire una sisina. Cellino si l'ha leata a Sabero e ha denunziato a Zedda. E questa vedi l'ultima nova di Saghida, non vediamo scusa chi entrata.